È una Trenitalia piglia tutto sulla rete ferroviaria veneta, anche le tratte Adria-Mestre-Venezia e Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, vale a dire tutte e tre le tratte che attualmente sono gestite da sistemi territoriali, ovvero direttamente dalla regione del Veneto, passeranno invece sotto la gestione e sotto il controllo di Trenitalia. Lo ha annunciato ieri a Venezia l'assessora regionale ai trasporti Elisa De Berti in una conferenza stampa assieme proprio all'amministratore delegato di Trenitalia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 15 febbraio 2023, la prima notizia del giorno riguarda la politica regionale e in particolare la politica sui trasporti, quindi Trenitalia al rilancio sul Veneto gestirà tutte le tratte della regione per 10 anni. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi, l'articolo è firmato da Laura Berlinghieri, il progetto partirà da settembre, dall'estate 2024 arrivano le nuove linee Chioggia-Verona e Delta del Po Link. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, che per il titolo sceglie un altro taglio, l'articolo è di Alda Vanzan, Vaca Mora addio, la linea Mestre-Adria affidata a Trenitalia, nuovi servizi sulle 3 tratte del Polesine, gestione decennale, elettricità, convogli più moderni e 92 collegamenti al giorno. La storica Littorina, c'è la foto appunto della cosiddetta Vacca Mora, il treno inaugurale diretto da Mestre a Piove di Sacco nel 1931, e poi il Gazzettino a fianco pubblica la foto del nuovo treno POP, il regionale per le tratte a bassa frequentazione. Dall'estate 2024 sarà in funzione Chioggia Line, collegherà le spiagge con Verona. Sono 39 comuni veneti interessati dalle 3 linee ferroviarie che finora sono state gestite direttamente dalla regione e invece passeranno sotto appunto la gestione di Trenitalia. 17 i treni a regime, 8 Stadler, 7 Pop, 2 ibridi, tutti avranno postazioni per le bici. Questi gli annunci ieri nella conferenza stampa. Vogliamo risolvere i ritardi e le criticità con treni più rapidi, confortevoli e capaci di garantire dei servizi di trasporto integrato. Questa la promessa. La notizia è appunto rilevante dal punto di vista politico perché si tratta in qualche modo di una scelta dirompente da parte della regione, che dopo anni, decenni di disservizi e gestione criticatissima appunto nelle tratte ferroviarie del Polesine che collegano anche Chioggia, ebbene finalmente ha deciso di passare la gestione anche di quelle tratte a Trenitalia, che già appunto gestisce la stragrande maggioranza delle tratte ferroviarie sul territorio del Veneto. Si chiude quindi una pagina, un capitolo in qualche modo buio, fatto di ritardi, fatto di disservizi in quelle tratte Adria-Venezia, Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona, con una sorta anche di autocritica, o comunque è evidente che dopo tutti questi anni, se la regione decide di mollare la gestione di quelle tratte e di passarla a Trenitalia, è chiaro che forse si è resa conto di non essere in grado, all'altezza di gestire ottimamente quel servizio, e infatti i pendolari del territorio anche in questi giorni continuano a lamentare disservizi, ritardi e ulteriori problemi. Noi ora però voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi per parlare di infortuni sul lavoro, una notizia sempre sui quotidiani del gruppo Gedi per quanto riguarda appunto la sicurezza sul lavoro e l'allarme infortuni, quelli delle donne, quindi gli infortuni che coinvolgono le donne crescono del 42%, una conferma secondo Silvana Fanelli della segreteria confederale della CGIL del Veneto, che ancora una volta il primo problema da affrontare è quello della precarietà del lavoro, che colpisce soprattutto donne e giovani. Più precarietà vuol dire più
più infortuni. I dati dell'INAIL sul 2022, anche per i giovani tra i 15 e i 19 anni, aumentano gli infortuni sul lavoro del 39,3% e la previsione, sempre secondo la CGIL del Veneto, è quella di un ulteriore peggioramento. Non solo l'allarme non si attenua, ma la situazione peggiora di anno in anno, come vediamo anche dai fatti di questi giorni. Il commento di Silvana Fanelli. Crescono anche le denunce di malattia professionale, crescono assieme alle denunce di infortunio anche quelle di infortuni con esito mortale. Insomma, il Veneto ancora una volta maglia nera per la sicurezza sul lavoro. Tornando invece alla politica, sul Gazzettino di oggi il caso che è scoppiato ieri in Consiglio regionale. Ancora una volta è stata approvata una proposta di legge da parte della Regione, del Consiglio regionale, tra l'altro con voto unanime, soltanto che per rendere questa proposta effettivamente operativa servirà il via libera del Parlamento, perché si trattava ancora una volta di una proposta di legge statale di iniziativa regionale, esattamente come quella della settimana scorsa, scrive Alda Vanzan sul Gazzettino. Insomma, si tratta di progetti di legge che vengono approvati in Regione Veneto e poi però trasmessi al Parlamento per forse diventare poi leggi nazionali. Ma quante proposte di legge statali partite da Venezia sono poi diventate a Roma delle vere e proprie leggi? Se l'è chiesto Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e la risposta che ha trovato è sconcertante. In 17 anni soltanto 3 progetti di legge statale del Veneto sono diventati effettivamente delle leggi. E quindi il titolo del Gazzettino: Regione, le proposte di legge inutili. Su 153 proposte soltanto 3 approvate. Sono pochissimi quindi i PDL che passano e poi quasi sempre vanno ad arenarsi alle Camere. Se dovessimo ragionare in termini calcistici, dice Baldin del Movimento 5 Stelle, diremmo che sono serviti 153 tiri per andare a rete soltanto 3 volte, un tasso di successo pari all'1,9% dal 2005 ad oggi. Nel corso delle ultime 3 legislature e di quella in corso, su un totale di 153 proposte di legge statale di iniziativa regionale, solo 28 sono state approvate dal Consiglio Veneto e quindi trasmesse alle Camere. Di queste poi soltanto 3 sono state effettivamente approvate dal Parlamento, diventando vere e proprie leggi. Insomma, la montagna ha partorito un topolino e nella legislatura in corso, iniziata poco più di 2 anni fa, il fenomeno si è ancora di più accentuato. Sono già 29 le proposte di legge statali presentate e con quella di ieri sono 10 quelle approvate. Quante di queste diventeranno leggi dello Stato? L'esponente del Movimento 5 Stelle chiede che l'ufficio legislativo del Consiglio regionale effettui un monitoraggio sull'iter dei progetti di legge statale da trasmettere poi anche ai parlamentari eletti in Veneto, in modo da comprendere se il lavoro che viene svolto in aula e dalla struttura tecnica abbia poi risvolti e risultati concreti. La notizia anche sui quotidiani del gruppo GEDI, in un articolo di Albino Salmaso, la denuncia del Movimento 5 Stelle, proposte di legge del Veneto, l'ok di Roma soltanto a 3 su 153. Serve un monitoraggio sull'iter dei progetti di legge statale da trasmettere poi ai parlamentari eletti in Veneto. Sì, perché naturalmente la regione può senz'altro mandare delle proposte di legge al Parlamento, ma è chiaro che da un punto di vista politico, se la Lega, che governa la nostra regione da 3 legislature con Zaia e prima già con Galan, ebbene, se la Lega volesse far approvare delle leggi, vuole far approvare delle leggi statali, quello che può fare nel modo più semplice e diretto è farlo tramite i suoi parlamentari, che ora peraltro sostengono e sono nella maggioranza di governo anche nazionale. Insomma, una strana forma di autonomia quella della legiferazione, delle leggi statali che vengono approvate in Consiglio regionale e poi si disperdono nei cassetti del Parlamento. Ma noi proseguiamo con appunto gli ultimi
le ultime due notizie per la rassegna stampa di oggi. La prima, sempre nell'ambito della politica regionale, aria tesa a Venezia, Palazzo Ferrofini, dopo la foto del consigliere regionale Gio Formaggio di Fratelli d'Italia con il mitra in mano. Viene strigliato dai vertici del partito, leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi, e poi fa retromarcia, dice: non ero lì in rappresentanza della regione, come precedentemente aveva dichiarato in un comunicato stampa, ero invece lì da privato, dice oggi Gio Formaggio. L'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato dice che quel messaggio non lo rappresenta, se vuole parli da sé. Gio Formaggio delle armi, appunto. I quotidiani del gruppo Gedi pubblicano ancora la foto del consigliere di Fratelli d'Italia con in mano un mitra, un fucile da assalto, sostanzialmente alla fiera della caccia di Verona. Insomma, le opposizioni chiedono di intervenire anche al presidente Zaia, che finora non si è espresso su questo caso, che ha generato una polemica ed ha avuto una visibilità anche a livello nazionale. Tutti i quotidiani, appunto, nazionali e i media se ne sono occupati, perché naturalmente il caso di un consiglio regionale che trasmette tramite i suoi canali ufficiali la foto di un consigliere regionale che pure diceva fino a ieri di essere appunto in rappresentanza della regione, sempre al fianco della lobby della caccia e delle armi. Ebbene, un consiglio regionale che diffonde questo messaggio naturalmente non poteva che suscitare delle polemiche. L'ultima notizia di oggi invece riguarda ancora una volta la sanità, lo scontro sui tamponi rapidi, lo scontro che poi per la verità è un'inchiesta della magistratura. Allora leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi: processo tamponi rapidi è sfida tra pareri scientifici e su nuove intercettazioni. L'accusa chiede l'ammissione nel fascicolo di altre registrazioni fin qui escluse e presenta 3 studi internazionali che parlano di sensibilità soltanto del 70%. Un articolo di Carlo Bellotto sui quotidiani del gruppo Gedi, ma anche sulle pagine del Gazzettino. Marco Aldighieri racconta dell'inchiesta appunto sui test rapidi. Ci sono le foto di Crisanti e di Rigoli, il primo microbiologo e ora senatore del PD, ma soprattutto autore dell'esposto da cui è scaturita l'indagine dei test rapidi. Il secondo, Roberto Rigoli, padre dei test rapidi in Veneto, rinviato a giudizio dalla procura di Padova proprio per quell'inchiesta. E allora il titolo è: le intercettazioni di Zaia non ammesse al processo sul caso dei tamponi rapidi. Lunedì il GUP di Padova deciderà quali colloqui potranno essere utilizzati dai pubblici ministeri. La procura aggiunge agli atti altri 3 studi che darebbero appunto ragione a Crisanti sui test. Sono ricerche di Università del Messico, di Utrecht e delle Baleari che fissano nel 70% il livello di affidabilità degli esami dei test rapidi acquistati dal Veneto. Insomma, vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata e come sempre grazie per l'ascolto.